Vogliamo aprire la Bibbia in Giovanni, capitolo 14, leggeremo dal primo verso fino al verso 14. Perdonatemi. No, penso che passi. Giovanni, capitolo 14, dal primo verso. Amen. Inizio la lettura. A Dio sia la gloria. Amen. Il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no, ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un luogo. E quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. E del dove io vado sapete anche la via. Tommaso gli disse: Signore, non sappiamo dove vai. Come possiamo sapere la via? Gesù gli disse: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio Padre, e fin da ora lo conoscete e l'avete visto. Filippo gli disse: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gesù gli disse: Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dici tu: mostraci il Padre? Non credi tu che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico di mio, ma il Padre che dimora in me fa le opere sue. Credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me. Se no, credete a causa di quelle stesse opere. In verità vi dico che chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io e ne farà di maggiori, perché io me ne vado al Padre e quello che chiederete nel mio nome lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Amen. 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 Fin qui la lettura della parola del Signore, accomodatevi. È un momento di dialogo tra Gesù e i suoi discepoli. Gesù aveva chiaramente parlato anche nel capitolo precedente di quello che doveva vivere, subire da lì a poco. Li stava, come dire, preparando. E a questa rivelazione i discepoli reagiscono con un cuore turbato. E Gesù dice: il vostro cuore non deve essere turbato. Io non so in questa mattina se c'è qualcuno che ha un cuore turbato, ma posso dire le stesse parole che ha detto Gesù: il tuo cuore non sia turbato. Amen. Il turbamento è qualcosa che opprime dentro di noi, l'essere nostro, il nostro cuore ci appesantisce, è una chiusura anche nei confronti di Dio. Noi vogliamo aprirci alla presenza del Signore. Ecco perché il nostro cuore non deve essere turbato. Certamente viviamo situazioni e cose varie nella vita che ci turbano a volte, non ci rendono felici, ma sono un peso per noi e vorremmo liberarci da questo peso, vero?
Alleluia. Ebbene, stamattina abbiamo con noi qualcuno che si chiama Gesù, Amen, alleluia. che vuole e può liberarci da questo peso interiore, da questo turbamento. E ci dice Gesù con queste parole semplici: il vostro cuore non sia turbato, ma abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Dobbiamo avere fiducia nel Padre e in Gesù, nostro Signore. Alleluia. Qualunque sia la causa del turbamento, io ti dico da parte del Signore: abbi fede nel Signore, abbi fiducia nel Signore Gesù. Alleluia. Amen. Alleluia. Poi il Signore, dopo che fa questo invito a non avere il cuore turbato, ad avere fede in Lui e nel Padre, rivela qualcosa per provocare gioia nei Suoi discepoli. E dice: nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no, se non fosse così, io ve l'avrei detto. Ma siccome è così, io vi dico: nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. E io vado, torno dal Padre mio, per prepararvi un luogo. Amen. Lo ha detto ai Suoi discepoli, lo dice anche a noi in questa mattina. Gesù sta preparando un luogo dove noi vivremo per l'eternità. Gloria a Dio. Questo vuol dire che i tuoi problemi oggi ce li hai, ma non te li porterai nel cielo. Amen. 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 Questo vuol dire che oggi abbiamo da combattere per mantenerci liberi davanti al Signore, avere fiducia in Lui, è anche un combattimento, no? Alleluia, avere fede in Lui, nonostante tutto sia negativo attorno a noi, continuare ad avere fede, è un combattimento interiore. Amen? Ma un giorno questo combattimento finirà, quando taglieremo il traguardo. Amen? Alleluia, quando andremo ad abitare in quel luogo stupendo. Non so che villa meravigliosa sarà, ma sarà un luogo stupendo, perché lo ha preparato Gesù. Alleluia. E quando sarò andato e avrò finito di preparare questo luogo, è una promessa di Gesù: io tornerò. E noi lo stiamo aspettando. Amen. Amen. Io tornerò e vi accoglierò, vi prenderò con me. Alleluia. Affinché dove sono io siate anche voi. Alleluia. È meravigliosa questa promessa. Ti incoraggia? Amen. A me incoraggia tanto, sai? Perché so che il cammino finirà in questa terra. I combattimenti finiranno. E le cose complicate, ostili, non ci saranno più un giorno. Alleluia. Starò per sempre io, voi, e tutti i Suoi figli, tutto il popolo che Egli ha formato nel mondo intero. Alleluia, saremo con Lui per l'eternità. Gloria al Signore, alleluia. E Gesù dice: del luogo dove io vado sapete anche la via. Ci sono delle perplessità di Tommaso, di Filippo. Ma quanti Tommaso e Filippo ci sono anche in mezzo a noi? Quante perplessità a volte sorgono anche nel nostro cuore, perché siamo uomini. È vero, abbiamo esperienza di fede, tanti anni di fede, ma siamo uomini, veniamo sempre meno, siamo fallaci. Tommaso gli dice: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo sapere la via? E Gesù gli disse: io sono la via, la verità
e la vita. E nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Amen. Questo vuol dire che il mezzo di salvezza, il mezzo per andare a Dio, non è tutti i nomi che hanno scritto nel calendario. Non sono tutti quei nomi. L'unico mezzo per andare a Dio Padre è Gesù. Amen. 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 Noi siamo salvati per mezzo di Gesù. Amen. Amen. Lui ha tracciato per noi una via e noi dobbiamo seguire quella via. Amen. Amen. Un esempio. Alleluia. Dobbiamo seguire l'esempio di Gesù. Questa è la via. Amen. Non è seguire una religione, una denominazione, una chiesa. No. La via che ci condurrà in cielo è Gesù. Quindi bisogna predicare Gesù, bisogna che si accetti Gesù. Amen. Bisogna che poi si ubbidisca a quello che viene dopo e che Gesù ci ha detto, no? Quando abbiamo accettato Gesù, poi bisogna battezzarsi in acqua. Amen. E dopo proseguire il cammino, cercare ancora i doni dello Spirito Santo, adoperarci per il servizio del suo regno. Amen. Amen. Questa è la strada che ci condurrà nel cielo. Amen. Gloria al Signore, il suo nome è Gesù. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E poi dice chiaramente: se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio Padre. E fin da ora lo conoscete e l'avete visto. Filippo gli dice: Signore, ma mostraci il Padre e ci basta. Vedete, il Signore parla chiaramente. Però i discepoli in quel momento, in quel contesto, non riuscivano a comprendere. E voglio dire: Signore, apri la mia mente, apri il mio cuore, finché possa comprenderti e conoscerti di più. Gloria a Dio, amen. Amen. Vogliamo conoscere di più il Signore. Alleluia. Gesù sta dichiarando in modo chiaro che Lui e il Padre sono la stessa persona. E in un modo più chiaro di così, non so come leggerlo, ma per me è chiaro. Io sono nel Padre e il Padre è in me. Se mi aveste conosciuto e che non vi rendete conto chi sono. Questo sta dicendo Gesù. Mi seguite, sì, siete appresso a me, ma non vi rendete conto chi sono io. Se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche il Padre. E ancora lo conoscete, perché io sono in mezzo a voi, sono con voi. Amen. Amen. Alleluia. Non credi tu che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico di mio, ma il Padre che dimora in me fa le opere sue. È profonda questa affermazione di Gesù. Le parole che io vi dico non vengono da me, ma c'è un progetto che rivelano queste parole che io vi dico. Queste parole che io vi dico sono opera del Padre. E per mezzo di queste parole che io vi dico, Egli fa l'opera sua. E ancora oggi è così, sapete. Per mezzo della parola, ancora oggi, Dio fa l'opera sua. Amen. Amen. Amen, perché questa parola Alleluia. tocca i nostri cuori, penetra nelle profondità del nostro cuore e ci forma. Amen? Ci forma. Alleluia, ci fa essere ciò che Dio vuole che noi siamo. Amen? Gloria al Signore. Credetemi. Sento in questo che dice Gesù, credetemi, come un appello. Credete in me. Credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me. E se no, credete alle opere che voi vedete, ai miracoli, no? Come possono avvenire queste cose? Se è l'Iddio Onnipotente che può ogni cosa. E io opero nel nome del Padre. Amen?
Alleluia. Poi dice qualcosa, parlando con verità, in verità, nella verità, ripete, in verità vi dico, come dire, ponete attenzione a ciò che sto dicendo. In verità vi dico, che chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io. Crediamo a questo che dice Gesù. A me? Questo vuol dire che abbiamo l'autorità che ci viene data da Dio, che quando chiediamo qualcosa riusciremo ad ottenere quello che chiediamo. Amen. In ballo c'è la fede, credere in Gesù. Amen. E come credenti egli ci dà quell'autorità di poter fare delle opere come quelle che ha fatto lui, e addirittura dice ne farete anche di maggiori, cioè di più di quelli che ho fatto io, perché io me ne vado al Padre. Gesù ha avuto solo 3 anni e in quei 3 anni ha fatto cose meravigliose, solo 3 anni, ma noi possiamo avere più tempo se Dio vuole, ce lo concederà. Amen. Tempo che vogliamo dedicare e spendere per servire il Signore. Alleluia, per farci carico anche dei bisogni che vediamo e intercedere, pregare, fare della preghiera, la nostra arma vincente. Amen? Amen. Alleluia. Questo vuol dire quando preghiamo per gli ammalati può avvenire il miracolo di guarigione. Amen? Non sempre avviene, ma può avvenire il miracolo di guarigione. Amen? Alleluia. Questo vuol dire quando preghiamo per qualcosa che deve cambiare, che vuol dire che può cambiare ogni cosa. Amen? E quindi il tuo cuore non sia turbato questa mattina. Ma se c'è qualcosa nella tua vita, tra i tanti tuoi problemi che vuoi che cambi, metti in atto la fede nel Signore Gesù. Amen? Amen. Qualunque cosa voi chiederete al Padre nel mio nome, io la farò. Il vostro cuore non deve essere turbato. Credetemi, credete in me. Amen? Pregate, farete delle cose e vedrete veramente la gloria di Dio. Alleluia. Io voglio vedere la gloria di Dio. E tu la vuoi vedere la gloria di Dio? Alleluia, abbi fede nel Signore, credi in Gesù, non ti abbattere, non permettere che il tuo cuore sia turbato, appesantito dalla tristezza, perché altrimenti sei incredulo. Ma se credi in Gesù, allora hai la certezza che tutto è possibile, tutto può cambiare. Amen? Amen. Ci può essere guarigione nelle malattie, liberazione. Cristo può spezzare ogni catena. Amen? Quando hai un bisogno, un problema, ti inginocchi, ti rivolgi a Dio, eleva a Dio la tua preghiera. Nel nome di Gesù ci devi credere fermamente e tutto può cambiare. Alleluia, quindi non ci abbattiamo. Il nostro cuore sia aperto, libero, e pieno della grazia di Dio, pieno di fiducia nel Signore, e tutto può cambiare. Amen? Alleluia. Spesse volte però vediamo che il nostro volto è così triste. Alleluia. Spesse volte preghiamo e non riusciamo a vedere il risultato, allora smettiamo di pregare. Ci stanchiamo così facilmente di pregare. Vogliamo credere alle parole di Gesù. Il Signore ci invita a credere a Lui. Se hai pregato per qualcosa, per un periodo, per qualcuno, ricomincia a pregare. Ricomincia da capo. Ah, fratello, non è successo niente. Continua a pregare. Prega. Prega. Non stancarti. Prega. Amen. Chiedi al Signore che ci sia in te questa fiducia che Lui richiede. Ma veramente posso fare, Signore, opere maggiori di quelle che Tu hai fatto?
Se è scritto io ci credo. Amen. Nel nome di Gesù tutto è possibile. Amen. Amen. Tutto è possibile a chi crede. Amen. Se tu credi, disse Gesù ad una donna, ad una sorella, il cui fratello era morto, si chiamava Lazzaro. Signore, se tu fossi stato qui prima, ora ormai è tardi. Se tu credi, vedrai la gloria di Dio. Amen. Parole di Gesù. Alleluia. E quando Gesù parla non è che parla così a caso. E quella donna non riusciva ancora a capire. Sì, Signore, io credo che tu sei la risurrezione. Credi tu nella risurrezione? Io credo che un giorno risorgeremo. Credo nella risurrezione. Sì, io credo a te. Tu l'hai predicato, io ci credo. E questo è il momento di mettere in atto quello in cui tu hai creduto. Amen? Se tu credi, vedrai la gloria di Dio. E da lì a poco, non solo quella donna, anche l'altra sorella e tutti quelli che erano lì videro la gloria di Dio, perché quel morto uscì dalla tomba, chiamato da Gesù: Lazzaro, vieni fuori. Amen. Se tu credi, vedrai la gloria di Dio. Alleluia. Voi potete fare opere maggiori di quelle che ho fatto io. Alleluia. Devi solamente crederci. Non devi fare altro, sai? Devi credere in Gesù. Devi credere alla sua parola. Devi credere che Gesù è Dio. E che per mezzo dello Spirito Santo è in mezzo a noi. E per mezzo dello Spirito Santo Lui abita dentro di te. Devi crederci. Amen. Amen. Alleluia. Impara e abituati a parlare con Gesù. Come se fosse una persona lì, presente, come se tu la vedessi. Lui c'è. Amen. Lui è vivente. Ti ascolta, ti conosce. Alleluia. Fidiamoci del Signore. Alleluia. Se chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Alleluia. Il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in me. Gloria a Dio. Voglio chiedere al Signore: Signore, dammi più fede. Amen. Amen. Aiutami a credere, Signore. Io credo, ma aiutami a credere. Certamente se io dico: ma ci crediamo in Gesù, tutti quanti mi dite: sì, io credo in Gesù. Ma c'è uno step ancora, un gradino su, che ti farà vedere la gloria di Dio. E un uomo disse a Gesù: io ci credo, ma aiutami. Aiutami a credere. Gloria al Signore, aiutaci questa mattina, Signore, Amen. a realizzare appieno la tua parola. Amen. Vogliamo alzarci in piedi, gloria al Signore.